Ingegnere Barone, oggi il Parco Letterario ha presentato il progetto Agrigento Città Teatro, una iniziativa ricca di tanti elementi che è stata ritenuta proprio per questo finanziabile dall'assessorato ai beni culturali. Ci saranno 3 conferenze stampa, oggi la prima. Ci illustri in maniera sintetica questo vasto progetto. Oggi è la prima, diciamo, ed è propedeutica, infatti abbiamo spiegato ai nostri giornalisti il contenuto di questo sogno di Pirandello. Pirandello sognava la città teatro, cioè sognava uno spazio fisico che poi è Girgenti e Porta Empedocle in generale, in cui si potessero recitare i versi suoi, con il suo libro immortale sotto il braccio dei partecipanti. Bene. I viaggi sentimentali del Parco Letterario sono tanti, sono circa 12, però i più quotati, o i più gettonati si dice, sono quelli il Caos, perché descrive, diciamo, i luoghi nativi di Luigi Pirandello, quindi dalla casa natale alla Rozza Pietra, dove c'era il pino e dove c'è il nuovo pino che ormai è alto 5 metri. E diciamo è da 20 anni che esiste, lo abbiamo innaffiato, poi l'amministrazione l'ha curato e siamo contentissimi. E poi lì ce ne saranno 25 viaggi sentimentali nel 2024 e 2025, con i nostri attori, musicisti, artisti, le degustazioni, eccetera. E invece altri 25, sempre gettonatissimi, sono quelli la Grecità. La Grecità si svolgerà lungo la Via Sacra e sarà per un numero, diciamo, di viaggiatori, di circa 50 viaggiatori su prenotazione in forma gratuita, perché il sostegno, diciamo, sia morale, sia partecipativo, sia organizzativo, sia espressivo, lo ha fatto la Regione Siciliana con questo decreto dell'ingegnere La Rocca, che ha apprezzato il progetto che gli ha presentato riassuntivo l'amministrazione comunale di Agrigento. Quando partirete? Noi partiremo poco prima delle feste natalizie, in cui il numero dei viaggiatori ad Agrigento che vengono a trovare i loro cari è molto sostenuto, e poi naturalmente durante l'anno, l'anno 2025. In totale sarà 25 e 25, quindi 50 viaggi sentimentali. Ricordiamoci, per chi lo ha dimenticato, che in un anno ci sono ben 56 settimane, quindi una media di circa un viaggio a settimana, cercando di escludere i momenti in cui il caldo eccessivo potrebbe fare svenire dalla bellezza di questa atmosfera surreale i viaggiatori.